Nuovamente ben trovati dal Nino Manconi di Tempio, dove tra pochissimi minuti scenderanno in campo Calangianus e Torres per la terza giornata di ritorno del campionato di eccellenza, 18ª giornata. Una sfida importantissima per entrambe le squadre. Squadre che stanno facendo in questo momento il loro ingresso in campo. Vi leggo nuovamente le formazioni: Calangianus con Thiam, classe 97, Gori, Deriu, Pierluigi Deriu, numero 4 Catalano, 5 Melino, col 6 un nuovo giocatore giallo-rosso, Torres Maianza, questo è il suo nome, col numero 7 Serra, classe 98, col numero 8 Tabares, col numero 9 Lotto, Christian con il terzo under, classe 99, e poi Tusacciu e Senes, gli ordini del mister Annetto Addis. Ci sono poi in panchina Brundu, Cugini, Antonio Loddo, Bassiri 98, Pirina 99, Bua 97 e Addis 2000. Torres che scende in campo con Pinna, De Palmas, Spanu, Scioni, Chessa, Merenda, Sarrizzu, Bianco, Chelo, Mannoni e Spinola. Gli under sono De Palmas con il numero 2 98, con il numero 3 Spanu 97, con il numero 8 Bianco, classe 2000. Per il mister Tortora in panchina con il numero 12 Secchi 98, con il numero 13 Piga, con il numero 14 Caso che è il 98, poi Minutolo, vittima di un infortunio, si è rotto il naso in settimana. Cataldo Minutolo è in panchina ma difficilmente prenderà parte a questo incontro. Con il numero 16 Diouf 99, con il numero 99 Meloni, con il numero 17 Meloni, classe 99, con il numero 18 Superchi, anche lui del 99. Probabilmente sentirete in sottofondo i cori dei tifosi rossoblù, giunti numerosi, che qui a Tempio, una città amica, con una storica amicizia con la società tempiese. Quest'oggi il Calangianus gioca a Tempio per l'indisponibilità del proprio stadio. Squadre che sono sistemate in completo rossoblù, la Torres, completo bianco, giallo e rosso il Calangianus. È iniziata in questo momento la sfida tra Calangianus e Torres, puntuali il fischio del direttore di gara Davide Nurchi di Alghero. Sarà assistito da Riccardo Loi della sezione di Oristano e da Luigi Satta della sezione di Nuoro. Entriamo in cronaca con il primo pallone toccato da Thiam ed è un pallone un po' svirgolato. Dunque Torres che avrà a disposizione una rimessa laterale in zona d'attacco. Non ci sono altre assenze, c'è il rientro di Merenda dopo la squalifica per il rosso di Monastier. A fianco a lui Chessa che prende il posto, come abbiamo detto, di Minutolo, che ha subito proprio un infortunio nell'ultimo allenamento settimanale. Non se l'è sentita mister Tortora di rischiarlo, fresco di rottura del naso, ma Chessa ha già giocato titolare, ha fatto anche benissimo. Comunque una certezza per mister Tortora. Adesso lancio lungo, c'è proprio Chessa andare a seguire questo pallone, poi De Palmas che lo mette in fallo laterale per non rischiare nulla. Tribuna gremita al Mancone di Tempio, con tifosi presenti, abbiamo detto, sia da Sassari che ovviamente dalla vicina Calangianus. Adesso cronaca con la rimessa laterale per il Calangianus in zona d'attacco, nei pressi della bandierina. Si lotta per il possesso della sfera, c'è però un fischio arbitrale, probabilmente un fallo per il giocatore con il numero 9 Christian Loddo. C'è stato un cambio proprio all'inizio, quando doveva scendere in campo la formazione giallorossa. Doveva esserci Pierluigi Deriu con il numero 3, in realtà c'è Antonio Loddo. Problemi fisici probabilmente per lui. Hanno cambiato comunque la numerazione, sarà ugualmente il numero 3 Antonio Loddo, con il numero 14 in panchina. Scusatemi, con il numero 3 Pierluigi Deriu, con il numero 14 Loddo.
Seguiamo ora la cronaca con Calangianus in avanti, mette fuori il pallone Scioni, rimessa laterale già battuta, va a Merenda, combatte su questo pallone, palla per Spinola. Spinola in mezzo al campo, all'indietro per Chessa che allunga, ma poi c'è un fallo proprio su di lui. Io spero vi arrivino anche le voci dal bancone di Tempio. Intanto punizione già battuta, Mannoni va a cercare Sarrizzu, troppo lunga questa sfera però per il numero 7 rossoblu. Si riprenderà con il rinvio a fondo campo di Thiam, portiere del 97 del Calangianus. Calangianus che è squadra quasi totalmente rivoluzionata rispetto alla gara di andata che terminò 0-0 allo stadio Vanni Sanna contro la Torres. Bacchessa ora sul pallone a frenare l'iniziativa di Senes, rilancio lungo a cercare ancora Chelo, pallone però viene ribattuto sui piedi di Mannoni, sulla corsia di destra va giù Chelo, c'è fallo su di lui, sarà calcio di punizione proprio dall'out di destra. Naturalmente si prepara Mannoni per la battuta e proprio a Francesco Mannoni che sono affidati tutti i calci da fermo. Mannoni protagonista anche del gol direttamente sul calcio di punizione nell'ultima gara contro il Ghilarza. Seguiamo questa battuta, metterà al centro presumibilmente, palla in avanti, viene messa fuori però fuori area dal Calangianus, c'è ancora però Spanu che ha rischiato di regalare un pallone a Cristian Loddo, non ci è arrivato per pochissimo Loddo, poteva essere una ripartenza pericolosa per il Calangianus con la Torres proiettata in avanti, invece la rimessa è proprio rossoblu. Scioni adesso in possesso della sfera, cercare Bianco, gli ruba la sfera però per un attimo Catalano, la mette in fallo laterale, Torres che guadagna qualche metro in avanti, va per la battuta De Palmas, cercare Sarrizzu riesce a far filtrare il pallone ma viene messo fuori poi dal Calangianus che prova a ripartire subito, però Scioni è bravissimo, dice fallosamente però il direttore di gara, dunque sarà calcio di punizione. Rimasta a terra, attenzione Sarrizzu, mentre nella azione precedente vediamo si sta rialzando, è andato subito l'arbitro a sincerarsi delle sue condizioni. Sarrizzu si rialza zoppicante, non abbiamo visto probabilmente nella ripartenza, abbiamo seguito l'azione del Calangianus, si è rialzato comunque fortunatamente Sarrizzu. 6 minuti nel corso del primo tempo, 0-0 tra Calangianus e Torres, ed è il Calangianus che manovra ora con De Palmas che mette in fallo laterale questo pallone. La rimessa sarà proprio dei padroni di casa con Gori che si avvicina, battuta lunga, cercare i compagni in area, interviene in un primo momento Bianco, poi perde il controllo della sfera, palla in avanti, però c'è De Palmas, ancora a rilanciare in avanti per Chelo che cerca lo scarico, trova Mannoni apre tutto sulla sinistra, è troppo corto però il suo pallone per Spinola perché interviene bene il terzino del Calangianus. Può ripartire la manovra dei giallorossi con Senes, vediamo, non sarà angolo perché c'è stata la ribattuta, l'intervento di Merenda ottimo e il pallone è stato ribattuto proprio da Senes, dunque rimessa dal fondo con Tore Pinna, si accinge a battere lungo, cerca invece il compagno più vicino, Chessa per Mannoni, ancora Chessa, lancia in avanti a cercare Sarrizzu, era anticipato Sarrizzu ma il pallone termina in fallo laterale, va De Palmas a battere, ancora Sarrizzu che però questa volta non controlla, dunque la rimessa sarà giallorossa. Ora siamo nella metà campo del Calangianus, 8 minuti corso del primo tempo,
C'era attenzione qua, molto libero sulla destra Serra, controllato bene però Merenda, all'indietro per Torre Pinna. Ora Pinna che va a cercare la testa e la trova, la testa di Sarrizzo, poi va giù qua Chelo che subisce fallo sull'intervento del capitano dei Calangianos che si accascia, però c'è stato uno scontro probabilmente testa contro testa perché sono rimasti a terra tutti e due i giocatori. Stavano cercando ovviamente il pallone. Devo entrare il sanitario per il giocatore delle Calangianos, si è rialzato invece Michele Chelo che ha subito questo fallo. Ci sarà calcio di punizione per la Torres. No. Posizione interessante per Mannoni, fa indietreggiare però l'arbitro Nurchi, quindi perde qualche metro Mannoni, si rialza un po' a fatica adesso il giocatore del Calangianos Melino, capitano della formazione di casa. Si sistema la sfera Francesco Mannoni, lunghissima distanza, vediamo se cercherà la battuta diretta a rete. È capace comunque di questi colpi Francesco Mannoni, la distanza era guardevole. Pronto alla battuta Mannoni, prova la conclusione però molto bassa e la palla viene ribattuta in fallo laterale. Va a cercare il pallone De Palmas, in avanti per Sarrizzu che si è ripreso bene dall'infortunio precedente. Riesce però il Calangianos a rubare il pallone proprio a Sarrizzu, a far ripartire l'azione. Non c'è fallo di Chessa, ancora a terra un giocatore delle Calangianos che si rialza, aveva il possesso della sfera, poteva far proseguire l'arbitro, qui ha fischiato invece il fallo sul numero 9 Cristian Loddo. Dunque calcio di punizione, proprio siamo nella linea di metà campo. Palla in avanti, la insegue Palmas, vediamo se ci arriva il numero 10 Usacciu, riesce a mettere all'indietro, però poi Mannoni controlla e può servire Spinola. Primo pallone toccato da Spinola, si stava giocando quasi esclusivamente sulla corsia di destra, ora siamo a sinistra ma si accentra Spinola e poi va a cercare il lancio lunghissimo per Sarrizzu, vediamo ci arriva Sarrizzu, pallone però che viene messo in fallo laterale dal numero 2 Gori, rimessa già battuta, ancora Mannoni in possesso della sfera, ottiene un'altra rimessa laterale la Torres che guadagna qualche metro. Abbiamo detto Calangianos reduce da uno 0-2 contro lo Stintino. Torres che ha vinto in casa contro il Ghilarza. Attenzione, palla in aria, viene messa fuori da Catalano, ancora in fallo laterale, ancora De Palmas. Bianco a cercare Sarrizzu, lo trova Sarrizzu, perde però il controllo della sfera per il bel anticipo del suo marcatore, che è costretto però a mettere in fallo laterale nuovamente. 12 minuti, corso del primo tempo, 0-0 tra Calangianos e Torres. In una gara abbiamo detto che la Torres deve assolutamente far sua, e poi ci saranno altre sfide importanti per la zona alta della classifica. L'altra rimessa laterale sempre in favore della Torres, stessa posizione, siamo in zona d'attacco per i rossoblù. Va, si carica ancora De Palmas, palla in aria, lunga per tutti, ci arriva di testa Catalano che mette in corner e sarà il primo angolo della gara in favore dei rossoblù. La battuta naturalmente come al solito Mannoni, tutti in aria, anche Merenda, palla battuta Mannoni, palla dentro,
Subisce fallo, però dice il direttore di gara il portiere. E dunque si ripartirà con un calcio di punizione per Thiam, che lascia però in carico al numero 6 Torres, giocatore che ci dicono arrivato di recente dall'Uruguay a rinforzare la formazione di Mister Addis. Dal Sud America anche Tabares con numero 8, argentino. Ci sarà ora un calcio di punizione a favore del Calangianus. Sulla tre quarti si incarica Melino. Palla in aria, ci arriva di testa Sarrizzu, mette in fallo laterale. Si alza Mister Addis a dare indicazioni ai suoi. Rimessa battuta, però il Calangianus non riesce a sfruttare con Tusaccio, che lascia sfilare il pallone. Termina sul fondo, ci sarà dunque rinvio da parte di Torre Pina subito per Chessa. 14 minuti nel corso del primo tempo, 0-0 tra Calangianus e Torres. Merenda, Pinna, consueto giro palla della Torres, ancora per Chessa, avanza Chessa, cerca Sarrizzo, viene anticipato però Sarrizzo sempre da Gori, può ripartire il Calangianus, però questo è un lancio che si perde proprio nel nulla tra le braccia di Pinna. Può ripartire la Torres con Merenda. Spanu perde palla, Calangianus che può avanzare, attenzione, c'è la prima conclusione della formazione di casa con Tusacciu, tiro altissimo al 15°. Perso palla qui Spanu sulla pressione i giocatori di casa. Prima conclusione, ma non sicuramente nello specchio, con Calangianus che ha tentato Senes per Tusaccio. Si riparte ora dai piedi di Torre Pinna. Merenda, ancora Torre Pinna, allarga sempre la manovra la Torres. Ora Chessa dall'altra parte, Chessa a cercare De Palmas, avanzato Chelo cerca l'1-2 proprio con De Palmas, viene anticipato però il terzino rossoblu. C'è in anticipo però anche Spinola che va in avanti a cercare Chelo, un pallonetto in aria ma troppo lungo il pallone per Michele Chelo. Arriva Thiam, quindi sul rinvio di Thiam è bravo Merenda ad anticipare il diretto avversario, poi però non riesce la Torres a produrre un'azione in avanti. Palla che si perde in fallo laterale, questa volta sulla corsia di sinistra. Quando siamo al 16° corso del primo tempo. Qua c'è un fallo, dice il direttore di gara, una trattenuta. Calcio di punizione per il Calangianus. Si incarica Gori, che però vuole cambiare il pallone, dice che è sgonfio. Nuovo pallone in campo e palla sistemata poco oltre la linea di metà campo per Gori, che va ora alla battuta. Palla sulla destra, cercare Senes, bravo Senes, si libera di un avversario, mette dentro. C'è il tentativo di un giocatore del Calangianus e poi Merenda che mette fuori questo pallone, poi un altro tentativo da fuori del Calangianus, ribattuto però dalla difesa rossoblu. Ora rimpalli da una parte e dall'altra, attenzione, c'è ancora Merenda che salva un po' la situazione, poi un'altra conclusione in aria ribattuta dalla difesa rossoblu. Calangianus che sta insistendo ora, poi riesce a tenere in campo il pallone, ancora a manovrare, molto aggressivo il Calangianus in questi primi minuti. Parte Sarrizzo, il pallone gli viene messo in fallo laterale.
18esimo, con il Calangianus in pressione. Ci sono state una serie di rimpalli e conclusioni in aria a cercare magari la deviazione vincente. È riuscita la Torres, grazie anche a 2 interventi di Merenda, a evitare il peggio. Chessa avanza, palla al piede, Chessa lascia poi il controllo del pallone De Palmas, ancora Chessa, guarda lo schieramento dei suoi e poi decide per il lancio in avanti a cercare Chelo per Sarrizzu, va Sarrizzu ma c'è subito l'intervento in fallo laterale di Torres. Sarà rimessa per i rossoblù. 19esimo, in corso del primo tempo 0-0 tra Torres, anzi tra Calangianus e Torres. De Palmas intanto a cercare Bianco, ancora De Palmas è di fronte a un avversario, deve superare, ora sono 2, riesce a far filtrare il pallone, però poi c'è un fuorigioco segnalato per il passaggio a Sarrizzu. Dunque nulla da fare questa azione. Sarà calcio di punizione dunque a favore del Calangianus, con Torres che va a cercare Senes, riesce Senes a sfiorare il pallone e poi c'è un fallo però fischiato a Chessa. Dunque calcio di punizione a favore del Calangianus. Era partito Cristian Loddo sulla corsia di sinistra, l'arbitro ha ravvisato il fallo di Chessa, dunque calcio di punizione a favore dei padroni di casa. Vediamo, si incarica di questa battuta Tusacciu, il numero 10. C'è soltanto Chelo in barriera, ma il pallone sarà messo sicuramente in area per i compagni. C'è il fischio, ora parte Tusacciu, palla dentro, c'è il colpo di testa e il gol. Pallone che Pina guarda scivolare in rete. Calangianus in vantaggio al 20esimo. Probabilmente del capitano Gori il colpo di testa, un pallone un po' sporco. Non abbiamo capito bene perché Pina non è intervenuto, probabilmente ha valutato la sfera fuori perché ha rimbalzato un paio di volte e si è infilata in rete. Dunque 21esimo, vantaggio del Calangianus con Gori, se non abbiamo visto male, perché c'è stato un intervento con un paio di giocatori, aveva accanto Gori, palla un po' sporcata, poi rivedremo nelle immagini se c'è stata una deviazione. Comunque Torres è sotto di un gol al 21esimo, questo calcio da fermo, pallone che si è infilato in rete, colpito un po' a sorpresa anche Tori Pinna, che non ha tentato di intervenire. Torres deve rimediare adesso al gol. Merenda in avanti per Spinola si accentra e poi mette davanti un buon pallone, però fa una guardia alla difesa del Calangianus, che poi tenta una ripartenza. C'è Chessa in anticipo però su il suo compagno, ovviamente sul compagno del numero 2 Gori, che ha tentato proprio di lanciare in avanti. È stato bravo però nell'occasione Chessa. Ora riparte la Torres dalla sinistra con Spinola, colpita la Torres al 21esimo. Spinola perde il possesso della sfera per un secondo, poi va giù qua Spano per un fallo di Catalano. Calcio di punizione a favore dei rossoblu. Gol davvero strano, non abbiamo capito se c'è stata una deviazione, per cui Pinna ha fatto un po', rimasto basito, non ha tentato l'intervento, forse ha valutato il pallone fuori. Fatto sta, è arrivato il gol del Calangianus. Ora seguiamo questo calcio di punizione al 23esimo.
Mannoni al 21esimo il gol, vi ricordo, Calangiano si vantaggio. Mannoni direttamente in porta, ci sono le mani di Thiam per mettere fuori, ha provato la conclusione in porta Mannoni, poi Bianco a recuperare questa sfera, la tiene in campo Spinola e poi ottiene un fallo laterale. Adesso siamo tutto dall'altra parte, sulla corsia di destra, Spinola sta svariando un po' da destra a sinistra, va De Palmas, cercare Sarrizzo, ancora De Palmas, cross in aria, la palla però termina facilmente alle braccia di Thiam. Vi ricordo 23esimo, Calangianus 1, Torres 0, è arrivato il gol al 21esimo di Gori, colpo di testa su un calcio di punizione che ha trovato sguarnita la difesa. Intanto seguiamo l'azione di Spinola, la conclusione troppo centrale, para terra Thiam, provato Spinola al 24esimo. Torres che stava manovrando, stava iniziando a prendere campo con il Calangianus, però che si è portato subito in avanti in pressione, poi però è arrivato su un calcio da fermo il gol dei padroni di casa. Intanto qua conquista un buon pallone la Torres con Chelo che va a prenderselo nella propria metà campo e poi Spanu che va a servire Scioni non riesce a saltare un avversario, perde palla la Torres con Serra che subisce fallo. Batte questo calcio di punizione il Calangiano, subito a cercare Senes, c'è il colpo di testa però di Merenda, poi Spano, poi Mannoni, subito giocatori su di lui, ancora Scioni aggredito immediatamente, poi Spano a metterli in avanti, vanno giù in due, lascia proseguire il direttore di gara. Calangianus però è in possesso della sfera, qua va a terra Chelo, qua c'era un altro fallo ma non viene ravvisato. Spano per Scioni, ancora Spano in avanti, cercare Chelo, viene anticipato da Gori che non è altissimo nell'azione del gol, è riuscito in qualche modo a colpire, a beffare la difesa rossoblu. Intanto Spinola voleva Sarrizzo che era abbastanza solo all'altra parte sulla destra, ma il pallone è stato intercettato. Ancora adesso Sarrizzo riceve molto distante dalla porta, però De Palmas lancia in avanti Bianco, c'è in anticipo su di lui però Torres ottiene un calcio d'angolo, il secondo dell'incontro. Bisogna sfruttare naturalmente anche queste occasioni. 26esimo, va Mannoni alla battuta di questo calcio d'angolo dalla destra, cerca un altro pallone, vediamo, il direttore di gara fa segno che ora si può giocare, si prepara la sfera a Mannoni, in avanti Merenda, Spinola, palla al centro, mette fuori però la difesa del Calangianus, qua c'è un fallo su Senes da parte di Spano che blocca la ripartenza dei giallorossi ma non mette fallo. Si riparte ancora con Scioni però che voleva servire Spinola, nulla da fare, sono molto aggressivi sui portatori di palla i giocatori del Calangianus, stanno creando qualche problema. Qui sbaglia Scioni, recupera però il possesso del pallone dopo un primo rimpallo favorevole al Calangianus. C'è fallo su Spinola, la linea di metà campo. Torres che vi ricordo sta perdendo 1-0 al 21esimo. Gori per il Calangianus, Merenda ora, Chessa sulla destra, perde Palmas, lancio lungo, cercare Chelo, vediamo, Chelo si appoggia a Sarrizzu, va Sarrizzu, parte Sarrizzu, dal fondo Sarrizzu, tenta di mettere dentro ma trova un calcio d'angolo, l'opposizione di Senes.
Terzo angolo a favore della Torres, che ovviamente deve aumentare la pressione, vuole trovare il gol del pareggio. Va Mannoni, battere ancora dalla destra. Palla dentro, la palla rimane lì, Spinola però fischia al direttore di gara, probabilmente un fallo di Spinola, forse ha colpito con la mano. Il direttore di gara va a redarguire la panchina perché non ci sono palloni e bisogna sempre aspettare molto per andare a recuperare la sfera. Ovviamente non ha nessun interesse il Calangianus ad accelerare i tempi, ce l'ha la Torres, quindi va a Torrepina ora a recuperare un pallone. Palla che adesso arriva, ovviamente si perde un po' di tempo. 29esimo, Calangianus 1, Torres 0. Al 21esimo un gol Gori. Va a battere adesso questo calcio di punizione il Calangianus, palla lunga, va a saltare Scioni che va giù, subisce fallo, mette subito palla a terra Merenda per la battuta. All'indietro per Chessa. Chessa cercava compagno ma non lo trova e quindi può ripartire il Calangianus. Attenzione con Serra, porta palla Serra, gliela ruba però da dietro Scioni. Bisogna stare attenti, non perdere palla in mezzo al campo perché il Calangianus è sempre prontissimo a ripartire. Intanto adesso può ripartire la Torres, scivola Sarrizzo, poi cede la sfera a Bianco sulla corsia di destra. Bianco può andare, viene messo giù, fallo su Bianco, qua ci sarà probabilmente un cartellino, sì. Vediamo l'indirizzo di chi. Proprio ho messo le mani addosso al giocatore per fermarlo. Il numero 9, Cristian Loddo, primo ammonito della gara al 30esimo. Ammonito Loddo. Questo fallo, tanto seguiamo calcio di punizione che sarà battuto sempre da Mannoni. Aspetta sistemazione dei compagni Mannoni, arriva anche il signor Nurchi per il fischio, può partire Mannoni, palla dentro, c'è un colpo di testa all'indietro del Calangianus e poi va giù qua Spinola, stava cercando il pallone Spinola, viene messa a terra da dietro. Ancora un calcio di punizione a favore dei rossoblù, che vi ricordo 10 minuti fa hanno subito il gol. Calangianus in vantaggio 1-0. Vediamo se Mannoni tirerà fuori dal cilindro una delle sue prodezze. Posizione favorevole, 25 metri circa, leggermente spostato sulla sinistra. Cercherà verosimilmente la conclusione a rete Mannoni. 31esimo del primo tempo, sistema la barriera Thiam. Pronto per la battuta Mannoni, al suo fianco c'è Merenda che sembra pronto anche lui a battere a rete, vediamo chi dei due tirerà. Fischio dell'arbitro, parte Mannoni, colpisce la barriera. Ancora Mannoni però, possesso del pallone, lo perde poi Mannoni, rischia un po' il Calangianus, ma poi riesce a servire in avanti Senes che è bravissimo a liberarsi e a lanciare in avanti il compagno. Attenzione, Calangianus che però è fuori gioco il compagno, alza adesso la bandierina all'assistente. Cristian Loddo ha alzato la bandiera quando ovviamente ha ricevuto il pallone. Intanto siamo già dall'altra parte con Sarrizzu, non è dello stesso avviso il pubblico di casa. Intanto Sarrizzu cercava Spinola però non lo trova, questo traversone da destra a sinistra non ha buon esito, però in qualche modo la Torre si riconquista palla ancora con Sarrizzu. De Palmas vuole lanciare proprio Sarrizzu ma non lo trova, proprio per la difesa del Calangianus che si mette bene nelle linee di passaggio della Torres. Torres sta faticando un po'.
ad arrivare in avanti, pur mantenendo quasi costantemente il possesso della sfera. Chelo ora sulla destra tiene un fallo laterale. Quando siamo al 33esimo, vi ricordo, Calangianus 1, Torres 0. Al 21esimo il gol di Gori. De Palmas per Sarrizzu, fatto poco fin qui Sarrizzu. Ora riesce a mettere una bella palla in aria, cerca la giocata Spinola ma viene anticipato. Ottiene ancora un fallo laterale, intanto è rimasto a terra il giocatore del Calangianus, forse proprio sul tentativo di Spinola. Gioco fermo ma si sta per rialzare il giocatore di casa. Si può riprendere, si è rialzato Loddo, Antonio Loddo, anzi scusatemi, non è Loddo ma è il numero 3 De Riu. Intanto fallo laterale con De Palmas che va a cercare i compagni, trova il petto di Sarrizzu ma subito viene rubata palla dal Calangianus che poi la mette in avanti. C'è Merenda di testa, palla troppo lunga per Chelo. Torres prima palleggia e poi cerca compagno, qua non c'è fallo sull'intervento di De Palmas, è andato a terra Serra. Palla in fallo laterale, sarà ancora la Torres ad avere la rimessa. Al 34esimo va De Palmas a prendere la posizione per rimettere in gioco, va a cercare Scioni che mette giù, non controlla bene però Scioni e poi subisce fallo. Rimasto a terra Scioni, questo intervento, gioco pericoloso, calcio di punizione con Mannoni. Siamo poco oltre la linea di metà campo, va Mannoni, guarda i suoi, palla dentro, c'è però impresa aerea Thiam che controlla, partita che sta scivolando nei minuti finali, 35esimo nel corso del primo tempo. Torres che deve recuperare assolutamente questo gol di svantaggio, Torres che ha necessità di fare punti. Tanto Spinola manovra e poi serve sulla sinistra per Chelo. Chelo di fronte a un avversario, Chelo ottiene un calcio d'angolo sulla ribattuta di Torres Maianza, giocatore uruguagio, abbiamo detto, arrivato di recente Calangianus. Seguiamo ora questo calcio d'angolo, questa volta dalla sinistra, va sempre alla battuta Mannoni, palla dentro, mette fuori però la difesa giallorossa e non c'è nessuno dall'altra parte per la Torres per tentare almeno un secondo cross dall'altra parte. Riesce invece il Calangianus a mettere fuori e a manovrare nuovamente per ripartire. Tusacciu a lanciare Senes sulla sinistra, ha di fronte Chessa, Tusacciu si libera di lui e poi Chessa è costretto al fallo e ci sarà probabilmente anche il cartellino per Chessa, questa bella azione di Senes. No, non c'è il cartellino, aveva il fischietto in mano il direttore di gara. Ci sarà comunque il calcio di punizione e dalla posizione quasi simile a quella del gol. Attenzione naturalmente per la difesa rossoblù. 37esimo, siamo sul lato di sinistra, vediamo Tusacciu è a mettere palla dentro, mette fuori però Sarrizzu sempre bene appostato, può ripartire la Torres con Chelo. Chelo si allunga il pallone, Chelo ha due avversari da affrontare, viene messo in fallo laterale il pallone, quindi Torres che può distendersi nuovamente in avanti. Torres che vi ricordo deve recuperare un gol di svantaggio. Va De Palmas a battere al fallo laterale, a cercare Sarrizzu ma non lo trova, deve evitare questi errori la formazione rossoblù soprattutto quando è in zona d'attacco. Qua c'è ancora fallo però su Senes. E dunque calcio di punizione per la formazione di casa.
E intanto si sta scaldando dalla panchina Carlo Piga insieme a Diouf. Mister Tortora sta già pensando a qualche cambiamento. Pallone intanto che viene rincorso da Chessa che dà a Toripina. Stanno scaldando entrambi Piga e Diouf, perché diciamo che l'ingresso di uno è legato all'ingresso dell'altro con la questione degli under. Ovviamente Mister Torta deve fare a meno di un centrocampista tra Mannoni, Scioni e Bianco, che è appunto il suo under quest'oggi, ma con l'ingresso magari di Diouf potrebbe far spazio anche al centrocampista Piga. Tanto cerca di manovrare la Torres, vediamo, non ottiene però il fallo laterale. Vediamo cosa succede, si stanno parlando il direttore di gara e il suo secondo assistente. No, sarà rimessa in favore del Calangianus. Vediamo se ci sarà una mossa già in questo primo tempo, ci sembra improbabile. Siamo al 39esimo, Torres 0, Calangianus 1, qui al Nino Manconi di Tempio, dove si sta giocando questa gara valida per la terza di ritorno del campionato di eccellenza. Torres che fatica un po' a creare azioni da gol, praticamente nessuna in questa prima parte di gara. C'è stato solo un tentativo di Spinola, ma veramente poco alto. Torres molto sterile in avanti e che però ha subito il gol. Calcio da fermo. Va a battere da fondo campo Torres. C'è un fallo di De Palmas, dice il direttore di gara, su Serra. Dunque calcio di punizione in favore del Calangianus. Siamo ancora nella metà campo dei giallorossi. Tusaccio subito in avanti a cercare la velocità di Senes. Chessa lo controlla, palla che si perde sul fondo. Sarà rinvio. Può ripartire la Torres con Pinna sulla destra per Chessa, cercare Sarrizzu che allarga tutto dall'altra parte, bene per Spinola, controlla Spinola e mette giù Spinola, va in aria Spinola, di fronte il portiere e c'è il gol per la Torres. Lionel Spinola trova l'1-1. È arrivato il gol per la formazione rossoblu, va a festeggiare sotto la curva dei tifosi. Spinola che ha ricevuto da Sarrizzu e poi è riuscito a mettere dentro di giustezza, si può dire, perché ha davvero controllato, ha guardato la posizione del portiere e poi l'ha messa lì sul palo lungo, impossibile per Thiam arrivarci. 1-1 al 41esimo. Gol di Spinola. Un altro gol di Spinola dopo quello realizzato domenica scorsa. C'è da dire che l'assenza per infortunio di Spinola si era fatta sentire, e come nella Torres, giocatore sicuramente importante per qualità. E dunque si riparte dall'1-1. Ma è un risultato che non può e non deve bastare alla Torres quest'oggi. Bianco, Sarrizzu. Vediamo se servirà a far andare ancora più in avanti la Torres. Sarrizzu intanto riesce a vincere un contrasto. Sarrizzu mette dentro. Ci pensa però la difesa di Calangianus a mettere ancora fuori sto pallone. Vanno addirittura in due a cercarlo. Merenda e Mannoni. Ci arriva Mannoni e serve ancora Spinola sulla sinistra. Due giocatori su di lui. Spinola riesce a liberarsi per Mannoni, si accentra Mannoni, tenta la conclusione, ci arriva questa volta Thiam, ovviamente si è accesa ora la sfida, palla che termina tra le braccia di Torepinna, che abbiamo sentito ovviamente esultare anche dalla sua posizione defilata in porta. Intanto Calangianus che adesso sta faticando un po' a tenere l'irruenza
della formazione rossoblu. Qui guadagna una rimessa laterale Chelo, l'intervento di Maianza Torres, già battuta la rimessa, va a cercare Chelo Shoni ma non lo trova. Qui intanto c'è un fallo di Merenda su Senes, anzi dice che è contrario, è il fallo di Senes su Merenda il direttore di gara. Dunque riparte la Torres, noi siamo al 43esimo, siamo nel finale del primo tempo. Torres che ha agguantato il pareggio 1-1, al gol di Gori ha risposto Spinola qualche secondo fa, palla ancora dentro della Torres, non ci arrivano i giocatori rossoblu. Qua c'è un tentativo di Spinola, non ci è arrivato Chelo sul pallone, ma poi tanto ha ammonito Tiam per il Calangianus, proteste per lui. Ha ammonito Tiam al 44esimo. Sappiamo perché si è lamentato Tiam, il calcio di punizione è in favore del Calangianus, anzi il rinvio da fondo campo è in favore del Calangianus. Torres che mette in avanti, Torres ovviamente giocatore calangianese, qua sbaglia De Palmas, pallone è arrivato nei pressi di Senes, sfortunatamente ha salvato tutta la formazione rossoblu. Intanto Mannoni fa ripartire i suoi, Shoni per Spinola, a campo ora, Spinola entra ancora in area, Spinola interviene all'ultimo secondo il numero 2 Gori a mettere in corner. Ancora pericolosa la Torres, mette in angolo Gori proprio al momento della conclusione o forse del passaggio in mezzo di Spinola. Torres rinfrancata da questo gol ovviamente. Va ora Mannoni a battere il calcio d'angolo, però il direttore di gara fa attendere. Ora si può battere questo angolo, spinte in aria, tanto palla rasoterra che rimane lì e poi termina sul fondo, nulla da fare, sarà rinvio. Intanto scoccato il 45esimo ora, vediamo se si giocherà il recupero, non bisogna perdere concentrazione ora. Calangianus, attenzione in avanti, c'è la conclusione, facile però per Torrepin, la conclusione era di Serra. Subito riparte la formazione rossoblu con Spanu, sembra aver acquistato fiducia ora la Torres, si riparte proprio da Spinola sulla sinistra, Spinola al centro per Mannoni, Mannoni va tutto dall'altra parte, a destra per Sarrizzu, Sarrizzu va, Sarrizzu, accelerazione, palla in area, non riescono i giocatori rossoblu a deviare, devono mettere in fallo laterale i giocatori del Calangianus. C'è la spinta adesso in questi minuti finali, siamo probabilmente già nel recupero, 1 minuto di recupero ha detto il direttore di gara. Va De Palmas ora a battere questa rimessa, deve cercare Mariela Torres di andare all'intervallo, anche con un gol di vantaggio sarebbe ovviamente positivo. Ancora palla dentro di De Palmas, ma non ci arriva nessuno, ci arriva Tiam, pronto al rinvio. 1-1 tra Calangianus e Torres. Al gol di Gori ha risposto Spinola al 41esimo, il gol di Gori era arrivato al 21esimo, un lampo di Spinola servito benissimo da Sarrizzu, tratto in aria, ha controllato la posizione del portiere, gliel'ha messa sul palo lungo, freddissimo davanti alla porta Spinola. Abbiamo detto però non basta un pareggio, la Torres qui sul campo del Calangianus deve assolutamente fare risultato, la formazione rossoblu, risultato pieno, perché la rincorsa ai playoff parte da qua. Va adesso De Palmas a battere sto calcio di punizione, a cercare Chelo che di petto, serve Sarrizzu, parte ancora, anzi non è sì è proprio lui Sarrizzu, Sarrizzu va sul fondo, da solo Sarrizzu, va giù e non riesce però a superare Tiam, proprio a un passo da lui, va a fare tutto da solo Sarrizzu qui perché era da solo in aria. Intanto arriva il duplice fischio al termine del primo tempo, Calangianus 1, Torres 1, i gol al 21esimo, Calangianus in vantaggio al
proprio al 21esimo con Gori, un colpo di testa su calcio di punizione dalla distanza. Intervenuto Gori, non sappiamo se c'è stata una deviazione, ma il pallone si è infilato anche lentamente alla destra di Pinna, che l'ha potuto solo guardare. Non è intervenuto, probabilmente proprio perché pensava finisse fuori, o forse c'è stata una deviazione. Ovviamente lo vedremo dalle immagini. Intanto Torres, che soprattutto nei minuti finali ha cercato con più veemenza il gol, e l'ha trovato al 41esimo. Spinola, controllo e tiro in area sul palo lungo a battere Thiam, e dunque si chiude il primo tempo sull'1-1. Vi diamo appuntamento tra pochissimo per seguire il secondo tempo di Calangianus Torres, terza giornata di ritorno del campionato di eccellenza. Pareggio fin qui, abbiamo ancora 45 minuti più recupero da vivere insieme. A tra pochissimo.